È venerdì 15 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gaiano. Questa mattina ci occuperemo di quelli che sono i rischi per l'economia globale dalla guerra in Medio Oriente, soprattutto dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, e poi quella di oggi è la giornata dei disturbi dell'alimentazione e dunque approfondiremo anche questo tema e poi parleremo e ci occuperemo di intelligenza artificiale, non solo di TikTok e delle sanzioni che non solo gli Stati Uniti hanno imposto e stanno imponendo al social network cinese. Ma intanto quelle che sono le notizie della giornata: un incendio ha danneggiato l'auto di un imprenditore, Gianluca Maria Calì, che ha denunciato il racket delle estorsioni in rogo e divampato nel parcheggio di un supermercato a Bagheria, e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. A Messina è stato arrestato il commissario straordinario del governo regionale per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce. Una brutta storia di mazzette e corruzione. Il governatore Schifani lo aveva appena nominato nel comitato di gestione dell'autorità portuale dello Stretto. Una bufera politica ed istituzionale, quella provocata dall'arresto adesso ai domiciliari di Maurizio Croce, commissario straordinario del governo regionale per il dissesto idrogeologico. Le accuse sono pesanti. Croce è indagato insieme al suo uomo di fiducia, Francesco Carmelo Vazzana, anche lui ai domiciliari, e l'imprenditore sospeso Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, per una serie di fatti corruttivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale del torrente Bisconte a Messina. Rolex, lavori edili gratis e mazzette, oltre a finanziamenti illeciti in campagna elettorale. Ecco quanto avrebbero appurato i finanzieri messinesi su disposizione della direzione distrettuale antimafia. Un'indagine partita da un controllo disposto dal prefetto di Messina sull'azienda a cui erano stati affidati i lavori. Una perquisizione della procura inoltre ha sventato 2 truffe, una sui pali da posizionare nel cantiere, l'altra sul conferimento dei rifiuti in discarica. Croce è stato candidato a sindaco a Messina nel 2022 con il centrodestra e consigliere comunale sempre a Messina. Recentemente il presidente della regione Schifani lo aveva designato come suo rappresentante nel comitato di gestione dell'autorità portuale dello Stretto, preludio di una vociferata nomina presidente. Lo stesso Schifani ha annunciato che valuterà con l'ufficio legale gli interventi necessari da assumere. Antonio De Luca, deputato dei 5 Stelle, invece definisce gli arresti una grave sconfitta per la politica regionale e l'ulteriore prova che la corruzione è una vera emergenza sociale che va contrastata in tutti i modi, in tutti gli ambiti. Mentre il vicepresidente di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera, parla di scenario inquietante. Su Croce pende anche un procedimento per la sua decadenza da consigliere comunale a Messina. E siamo nel catanese, a Santa Maria di Licodia. Sono ore di apprensione per la scomparsa di un bimbo tunisino di 10 anni, cauto ottimismo da parte delle forze dell'ordine che stanno indagando anche in ambito familiare. Una bufera politica ed istituzionale, quella provocata dall'arresto. Finestre serrate, bocche cucite, ma cauto ottimismo sulle sorti di Mohamed Hussein Khalifa, il bambino tunisino di 10 anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da un'abitazione di via Vittorio Emanuele 124 a Santa Maria di Licodia. Le ricerche dei carabinieri di Paternò sono andate avanti per tutta la notte. Sembra che il bimbo, perfettamente integrato in paese, si sia allontanato spontaneamente dall'abitazione messa a disposizione alla famiglia dalla comunità Irite nell'ambito di un progetto di inclusione. Del caso ieri sera si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Le forze dell'ordine hanno diffuso una foto. Mohamed è alto 1,45, pesa 50 kg e l'ultima volta è stato visto con un pigiama di colore scuro. Squilla in continuazione il cellulare del sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, in stretto contatto con le forze dell'ordine. Io mi auguro che sia stata una bambinata e che il bambino possa essere trovato il prima possibile e che comunque che stia bene, perché la cosa più importante è questa. Stiamo parlando di un bambino di 10 anni, quindi che ha trascorso una nottata fuori. Quindi io mi auguro che il bambino stia bene, sono fiducioso perché comunque mi sono sentito con l'arma dei carabinieri e quindi stanno seguendo una pista e loro sono molto fiduciosi, quindi io confido nel lavoro dei carabinieri, confido nel lavoro delle forze dell'ordine, quindi mi auguro che il tutto si possa risolvere soltanto con questa grande paura che abbiamo avuto tutta la comunità licodiese. Non si parla d'altro in paese che adesso attende solo il lieto epilogo della vicenda.
Adesso parliamo di caro voli. Dal 15 marzo, praticamente da oggi, gli sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia. Il provvedimento estende alle altre tratte l'iniziativa già in corso all'inizio dell'anno per Milano e Roma. Le tariffe verranno abbattute del 25%. Una nuova iniziativa per contrastare il caro voli che attanaglia la Sicilia da anni. Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25%. Alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25% caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure messe a punto dal governo regionale per contrastare appunto il caro voli. I nuovi sconti entreranno in funzione a metà marzo, quindi sin da subito. Si parte subito, tra qualche minuto sarà pubblicato il decreto presso il sito dell'assessorato regionale ai trasporti, è un decreto assessoriale. Tutti coloro che partiranno dal 15 marzo in poi potranno ottenere lo sconto, anche se il biglietto è stato acquistato qualche giorno prima. Schifani ha sottolineato: in 15 mesi abbiamo fatto un autentico miracolo siciliano per combattere appunto il caro voli. Siamo in un'economia di libero mercato e ogni compagnia applica le proprie tariffe. Aumentare la concorrenza, aumentare il numero di vettori che possano servire alla Sicilia. Su questo noi stiamo lavorando, abbiamo ottenuto che venisse un terzo vettore del quale ho parlato, l'Aeroitalia, che ha rotto quel cartello. Ci auguriamo e lavoreremo con l'assessore per incentivare altri vettori a raggiungere la nostra terra. Ed è morto durante la notte, siamo al dramma dell'immigrazione, uno dei due migranti trasportati con l'elisoccorso dalla Ocean Viking all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nelle immagini vedete proprio l'operazione di trasbordo, non si conoscono né le generalità né l'età e il paese di provenienza della vittima. Ocean Viking aveva soccorso 25 migranti superstiti dopo il naufragio del gommone salpato dalla Libia. Stando ai racconti dei naufraghi, all'appello mancherebbero 60 persone e quella appena trascorsa è stata una notte di sbarchi a Lampedusa. 137 gli extracomunitari approdati a partire dalla mezzanotte sull'isola. Ieri in 24 ore ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 431 persone. La prefettura di Agrigento ha avviato l'iter per i trasferimenti in altre strutture di accoglienza. E adesso siamo alla rassegna stampa di questa mattina. Cominciamo dunque la lettura dei quotidiani, quelli regionali, e partiamo dal quotidiano La Sicilia con il compleanno, diciamo subito, del quotidiano La Sicilia. Oggi il nostro compleanno, questo è il titolo che trovate: Noi e voi, una forza. Antonello Piraneo. Nelle pagine interne trovate per l'appunto l'editoriale del direttore per, come dicevamo, Noi e voi, una forza. Vi invitiamo chiaramente alla lettura. 1945-2024, 79 anni sono trascorsi. Adesso torniamo alla prima pagina della Sicilia con le altre notizie. Vedete, Rolex e favori per prendere voti, l'ex assessore Croce ai domiciliari, bufera sul dirigente del dissesto idrogeologico. E sempre sul quotidiano La Sicilia si parla di caro voli, ali spezzate. Come vedete, la regione estende a tutte le tratte le tariffe scontate per i residenti, e poi il ponte, la società dello Stretto, l'opera renderà 3,9 miliardi all'anno. Queste sono le previsioni secondo il quotidiano La Sicilia. Abbiamo parlato appena adesso di quanto accaduto, dell'ennesima strage avvenuta nel canale di Sicilia, morti di fame e sete durante la traversata, ma come abbiamo sentito c'è stata la morte di uno dei due extracomunitari ieri trasportati grazie all'intervento proprio della Guardia Costiera in ospedale. Il retroscena, torniamo di nuovo all'operazione che ha smantellato il traffico, una delle organizzazioni dedicate al traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Caltanissetta. Le cosche del Nisseno con il pollice verde nel mirino hanno le serre. E poi l'incubo siccità in tutto l'Agrigentino e ancora caccia all'acqua. Oggi arriva il commissario. Questa
la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che lasciamo. Andiamo a vedere all'interno proprio le notizie che riguardano la cronaca. Rolex e mazzette all'assessore per corruzione ai domiciliari a Messina Maurizio Croce, che è responsabile della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico. Le indagini avviate dopo un accesso ispettivo della prefettura. La reazione del governatore Schifani, eccola qui: adotteremo i provvedimenti necessari. Restiamo ancora sul quotidiano La Sicilia, parliamo adesso di caro voli. Lotta al caro voli, la regione rilancia tutte le tratte scontate almeno del 25% da oggi e per tutto l'anno, tariffe agevolate per i residenti e altri aiuti per i più deboli. Vediamo e leggiamo le parole del Presidente della Regione: la nostra è una battaglia giusta, andremo avanti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. L'assessore Aricò: stiamo riscrivendo la storia della mobilità con una risposta concreta alle richieste dei residenti e delle fasce più fragili. Ma ci sono anche le reazioni, scettici i consumatori. Intanto c'è il plauso di Lagallo e Trantino, grande gesto di attenzione ai sindaci di Palermo e di Catania. Restiamo ancora sul quotidiano La Sicilia per parlare di Ponte sullo Stretto. La società Ponte dello Stretto, Ponte 3,9 miliardi all'anno, l'analisi, previsti 8 milioni di passeggeri, almeno 700.000 tonnellate di CO2. Queste sono le previsioni. L'investimento di 13,5 miliardi sul Ponte dello Stretto renderà 3,9 miliardi di euro l'anno e favorirà un abbattimento dell'inquinamento pari a 700.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno. I principali numeri: l'analisi costi-benefici del Ponte sullo Stretto effettuata proprio dalla società Stretto di Messina e aggiornata questo mese. L'analisi stima l'impatto economico e sociale anche dell'opera. Adesso la pagina dedicata alla città di Catania e alla sua provincia, sempre del quotidiano La Sicilia. Scomparso, condannati 2 colleghi, l'uomo non ne emerse dopo battuta di pesca da Citrezza, i compagni diedero l'allarme troppo tardi. Prima vendettero il pesce a un ristorante e nascosero l'attrezzatura, poi lanciarono l'SOS. E poi sulla città di Catania, Arena Teatro con 5.000 posti. Un'arena teatro con 5.000 posti a sedere per il Catania Summer Fest. Nel piazzale delle carrozze alla Villa Bellini previsto un palco in legno e una tribuna per gli spettatori. State vedendo quello che è una elaborazione, diciamo, grafica di quello che sarà per l'appunto questa arena realizzata all'interno della Villa Bellini a Catania. Santa Maria di Licodia ce ne siamo occupati anche in apertura questa mattina, un paese in ansia per l'allontanamento del piccolo Mohamed. Adesso il giornale di Sicilia, il bonus aereo su tutte le rotte da oggi fino al 31 dicembre. Tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque scalo italiano avranno uno sconto sulle tariffe del 25%, il doppio per i disabili e per gli studenti. Il provvedimento per arginare il caro voli. Schifani ha raggiunto un altro risultato importante. Arriveranno altre tratte e anche altri vettori. E poi ancora una strage con fotonotizie di migranti: 60 morti per fame, in realtà è sete, sono 61 perché uno dei 2 migranti soccorsi ieri è deceduto durante la notte in ospedale. Mazzette per i lavori in un torrente, arrestato l'ex assessore regionale Maurizio Croce, accusato di corruzione, coinvolti pure il sindaco di Maletto e l'ex direttore dell'ARPA. Ci sono altri indagati. E verso le elezioni europee, il dopo Schifani e il peso delle correnti, la doppia sfida di Fratelli d'Italia nell'isola. Questo per quanto riguarda la politica. Dal giornale di Sicilia siamo invece a Repubblica, edizione di Palermo. In apertura c'è ancora il Bosnia Gate che si allarga, sospetti su altri 6 atenei in Sicilia, a Milano, Firenze, Napoli e Lecce, i casi segnalati dal MUR alle procure. L'ambasciata italiana aveva dato credito alla falsa università. Un prof: vi racconto come mi hanno raggirato. Queste dunque le vicende che riguardano il Bosnia Gate, così chiamato. A Messina, corrotto con soldi e Rolex, arrestato Croce, ex assessore. E poi ancora
sulla città di Palermo. Da domani le nuove regole per la movida, ecco, zone, orari e anche i divieti. E per i trasporti la Regione rilancia sul rincaro dei voli, sconti su tutti gli scali. Mondello e Taormina nello sguardo di De Maria Bergler. E poi ancora dalla prima pagina restiamo sulla città di Palermo, il maquillage di Palermo con 74 milioni, vediamo di leggere qualcosa in più. C'è la piazza sognata da anni dei residenti dello Zen 2, c'è la riqualificazione della Costa Sud, i parcheggi delle nuove linee del tram e anche tutti gli interventi sul centro storico finanziati dal Ministero della Cultura per un importo di quasi 74 milioni di euro. La Giunta Comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2024-26, solo per l'anno in corso sono previsti 57 interventi. Questa è la prima pagina dell'edizione di Repubblica Palermo. Adesso invece all'interno torniamo sul Bosnia Gate. Così l'ambasciata italiana in Bosnia dava credito all'Università Fasulla, dichiarazioni di valore per le lauree in fisioterapia fin dal dicembre 2022, ma venivano attestati dati del tutto falsi. Negli atti si parlava di corsi della durata di 4 anni e del 30% di lezioni tenute a Gorazze, ma non era vero. Altre notizie: Rolex e soldi per la campagna elettorale, arrestato l'ex assessore regionale Croce, in giunta con Crocetta, poi candidato sindaco per il centrodestra, è stato commissario per il dissesto idrogeologico. E la città di Palermo, parte domani la nuova ordinanza in centro, la nuova movida in centro, ecco le regole del divieto e del divertimento notturno, perché sono tanti divieti, aggiungo io. Dal 22 alle 7 sarà vietato consumare bevande in vetro e lattine. Sarà presto definito un perimetro entro il quale non saranno concesse licenze per nuovi pub e ristoranti. Le maggiori limitazioni nel centro storico: stop alla musica alle 23 nei giorni feriali, alle 24 venerdì, sabato e prefestivi. Questa è la nuova stretta, il nuovo regolamento per la movida. Come dicevamo, ha approvato il piano delle opere, c'è anche la piazza dello Zen 2 nel programma triennale 2024-26, interventi nella Costa Sud e anche nel centro storico. Chiudiamo con la Gazzetta del Sud. In apertura la vicenda dell'arresto del ex assessore regionale, corruzione, arrestato Maurizio Croce, domiciliari pure Francesco Bazzana, ex ARPA, e coinvolto l'imprenditore Giuseppe Capizzi. L'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Messina sul cantiere Visconte e su un giro di affari e mazzette per la campagna elettorale a sindaco. E poi ancora le altre notizie che possiamo vedere. A Messina nuovi interventi sulla rete idrica, stop alla fornitura, ponte sullo stretto. Il comitato scientifico ribadisce: il nostro parere sul progetto è positivo, le 68 osservazioni in via di recepimento. Questo per il ponte sullo stretto. E poi ci abbiamo anche verso le altre notizie, quelle che vedremo fra poco nella rassegna stampa nazionale e internazionale. Kiev, il mondo non riconosca il voto russo, Putin sulle presidenziali alle urne per la patria, ennesimo giallo, trovato impiccato il vice di Lukoil. E poi ancora un attacco degli USA a Netanyahu, ostacolo per la pace, questo per quanto riguarda il conflitto e la guerra a Gaza. Almeno 60 i migranti morti di fame e di sete, lo abbiamo già visto e letto su altri quotidiani. Un gommone partito dalla Libia in balia delle onde per una settimana nel Mediterraneo. Un accenno alle vicende di carattere sportivo. Dopo la debacle in Champions League, Milan, Roma, Atalanta e anche Fiorentina, quindi la Viola, end play dell'Italia nelle altre coppe, quindi tra Europa League e Conference League. Mi fermo per il momento qui con la rassegna stampa. Fra poco vi aspetto per leggere i quotidiani nazionali con le notizie chiaramente italiane, ma anche sui fatti di maggiore importanza a livello internazionale. Buongiorno Sicilia, vi aspetta fra pochissimo.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, il momento della rassegna stampa nazionale ed internazionale. Cominciamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale, lo vedete, dedicato alle elezioni blindate di Putin. Urne aperte in Russia, lo zar, votate per la patria, proteste vietate ai seggi. Da oggi a domenica le presidenziali, blitz dei miliziani russi, filo Kiev a Belgorod, oltre 190 vittime. E poi ancora le altre notizie, oltre 50 migranti morti di sete e fame, noi abbandonati, si legge sulla prima del Corriere, disturbi del cibo, l'allarme c'è ma l'Italia non vuole vedere, e questa foto notizia. Vedete qui la battaglia contro depressione e dipendenza, Osvaldo, droga e alcol, non ne esco e chiede aiuto, la vita mi sta sfuggendo di mano, non ne esco, aiutatemi. Il grido d'allarme arriva dall'ex attaccante italo-argentino Daniel Osvaldo, alle prese con una forte depressione che lo ha spinto all'autodistruzione tra alcol e droga. In un video ci sono anche le parole shock. E allora andiamo alle pagine interne subito del Corriere, con le elezioni in Russia, la Russia al voto senza sorprese, il tour non elettorale di Putin. Oggi si aprono i seggi, il presidente ha girato il paese tra domande sugli ortaggi e lezioni di storia. Le tappe, seggi aperti per 3 giorni, quindi sino a domenica, l'unico oppositore è stato escluso dal voto, l'appello dell'ex oligarca che adesso è diventato un dissidente in esilio, e una lunga presidenza, quella di Vladimir Putin, rimarrà al Cremlino se chiaramente le elezioni andranno come è così previsto che vadano, sino al 2030, superando anche Stalin per la longevità della sua presidenza. Nel 1991 era stato Boris Yeltsin, in seguito alle proprie dimissioni, a nominarlo presidente. Questo per le elezioni in Russia, che vengono riprese anche dalla stampa di Torino. Putin chiama i russi a votare, democrazia solida ma ha solo avversari finti. Macron, chi ha il nucleare non deve minacciare nuovi raid ucraini a Belgorod per il conflitto in atto. Putin, il plebiscito farsa, ma i miliziani filo Kiev vogliono rovinare la festa, via le presidenziali russe, i dissidenti chiedono all'Occidente di non riconoscerli, i partigiani intensificano gli attacchi, il Cremlino, ne abbiamo uccisi 195. E poi una curiosità, un giallo a Mosca ha trovato impiccato il numero 2 di Lukoil. Intanto la Danimarca introduce l'obbligo di leva anche per le donne. La Premier, vogliamo evitare la guerra, non farla. Tutto questo dal 2026. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, siamo adesso alla prima di Repubblica, che andiamo subito a leggere. Eccola qui, si parla di migranti in primo piano, le rotte della morte, il titolo: strage sul gommone partito dalla Libia, per una settimana alla deriva, almeno 50 vittime per sete e ustioni, richieste di aiuto ignorate, intanto crollano i flussi per Lampedusa e crescono quelli per le Canarie. La Corte dell'Unione Europea congela il decreto Cutro e l'accordo Roma-Tirana. Leggiamo qualcosina in più: morti di fame, di sete, di freddo, mentre diversi elicotteri passavano sulla loro testa ignorandoli. Sono almeno 50 le vittime dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. La nuova rotta è quella delle Canarie e la Corte dell'Unione Europea congela il patto di Roma con Tirana e anche il decreto Cutro. Ancora dalla prima pagina, Russia, Macron al vertice con Scholz, prepariamoci alla guerra. Diario da Haiti allo sbando, europei in fuga in elicottero. E poi i fatti che riguardano il nostro paese, processo a Salvini, linea da rivedere, invocano un posizionamento più chiaro, i big della Lega processano per l'appunto il leader Matteo Salvini, a partire dal capogruppo Molinari che spiega: Salvini non è in discussione, ma prima delle europee dobbiamo chiarirci bene sulla linea politica da spiegare alla gente. È l'anniversario, 40 anni di Carroccio, la festa non è qui. La riflessione di Stefano Cappellini.
Adesso la prima pagina della Stampa, che ha una fotonotizia in apertura, eccola qui: uccisi dalla fame e dalla sete, una tragedia sul balcone di migranti partiti dalla Libia, i nostri SOS rimasti inascoltati. Questa è la denuncia. E poi lo vediamo sempre sulla prima, parliamo di politica internazionale, le elezioni farsa nella Russia di Putin, dove l'opposizione è stata annientata, e ci sono poi le parole del nunzio apostolico: noi cattolici ucraini non capiamo più il Papa. L'approfondimento lo trovate a pagina 23. Ancora altre notizie dalla prima pagina della Stampa: l'allarme antitrust. Ma controllare TikTok è diventato impossibile. L'antitrust ha chiesto a TikTok 10 milioni di euro di multa perché rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza psicofisica degli utenti, soprattutto quelli minori e vulnerabili. Il social network cinese avrebbe dovuto bloccare la sfida della cicatrice francese, una challenge che ha avuto il suo apice un anno fa. E prima di passare alle altre pagine, ancora il conflitto in Medio Oriente, Gaza ormai allo stremo, la battaglia per gli aiuti e la politica italiana con Prodi che si rivolge a Conte, leader del Movimento 5 Stelle, vince solo il campo largo. Il professore: il problema è nel suo cervello. Il leader del Movimento 5 Stelle risponde: magari. Lasciamo dunque la prima pagina anche della Stampa, siamo agli approfondimenti e vediamo le altre notizie. Da Libero: caccia ai furbetti e tasse giuste, l'intelligenza fiscale, l'algoritmo setaccerà le banche date per distinguere tra truffatori, persone in difficoltà e partite IVA fantasma, un piano che vale 1.000 miliardi di tributi. Ecco come funzionerà e cerchiamo di capire qualcosa di più. Caccia ai furbi, arriva l'algoritmo anti-evasori, cartelle inevase per 1.000 miliardi, l'intelligenza artificiale distinguerà tra truffatori e persone oneste ma in difficoltà. Tutto questo chiaramente attraverso un algoritmo che dovrebbe per l'appunto intercettare chi effettivamente può pagare ma non paga le tasse. Siamo ancora alla prima pagina, stavolta del Messaggero. ISEE, la misura salva bonus, il governo annuncia un nuovo metodo di calcolo, escluso l'assegno unico per i figli, la norma viene applicata dall'INPS, in questo modo le famiglie non perderanno altri aiuti. Allora cerchiamo di capire meglio dalle prime pagine, dalle pagine interne per l'appunto cosa significa questo salva bonus, un assegno unico fuori dall'ISEE. La vice ministra al lavoro Bellucci: INPS non lo conteggerà nel calcolo del reddito, parte anche il tavolo per la riforma dell'indicatore, meno peso alla prima casa. E leggiamo alcuni numeri anche qui: 6,4 milioni di nuclei familiari ricevono l'assegno unico, 8 milioni delle dichiarazioni ISEE inviate all'INPS. Questo dunque il racconto sul Messaggero di questa vicenda. Poi una curiosità che andiamo subito a leggere dalle pagine interne di Libero: il tesoro nascosto e fuori corso, trova 160 milioni di lire nella panca della nonna ma non può cambiarli. A Sondrio l'ultimo caso, in Italia ci sono ancora oltre 3.000 miliardi della vecchia valuta, tante le cause civili, finora nessuna sentenza. Per quanto riguarda dunque la rassegna stampa, almeno per il momento ci fermiamo qui. Fra poco torna Buongiorno Sicilia, il primo ospite della giornata. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole prevalente al mattino sul nostro territorio, poi aumento della copertura nuvolosa tra pomeriggio e sera sul nord-est, la Toscana e la Liguria. Nella giornata di sabato infatti transiterà una blanda perturbazione ma senza grandi conseguenze. Sulla Sicilia sole assoluto protagonista nella giornata di venerdì, la ventilazione in attenuazione con mari infatti calmi o poco mossi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, valori infatti che si aggirano
aggireranno ancora intorno ai 17-18 gradi con clima tipicamente primaverile. Ci attende un sabato con cieli sereni o poco nuvolosi, aumento della copertura nuvolosa specialmente sui settori settentrionali della regione ma senza precipitazioni. La ventilazione ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari sempre calmi o poco mossi. Temperature massime in lieve aumento con punte infatti che si aggireranno intorno ai 18-19 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre scaricando e aggiornando l'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. C'è chi la vuole cotta, c'è chi la vuole cotta, dicevo, tutti i giorni su Antenna Sicilia, prima dei TG. Buongiorno a William Munzone, buongiorno, grazie, amministratore delegato di MSC Sicilia. Stamattina con lei cerchiamo di capire quali possono essere le ricadute di quanto sta avvenendo nel Mar Rosso, nel senso che gli attacchi alle navi cargo che vengono portati dagli Houthi in questo momento sta creando tantissimi, parliamo di disagi e comunque di problemi seri, perché ha un riflesso importante su quella che è l'economia non solo italiana ma mondiale. Come vedete l'impatto della crisi nel Mar Rosso, c'è questa cartina che ci spiega che cosa sta succedendo. Il rischio dell'aumento prezzo dei beni alimentari nel periodo primavera-estate è più 10%. Che cosa succede? Succede che noi come MSC abbiamo subito il primo attacco, siamo stati proprio tra i primi qualche mese fa e l'ultimo l'abbiamo subito la settimana scorsa, ma l'ultima nave tra le altre cose non stava attraversando il canale di Suez ma stava per scalare uno dei porti del Djibouti. Ora io vedo nella cartina più 10 giorni, io direi più 16, nel senso che oggi circumnavigare l'Africa e quindi non passare dal canale di Suez significa impiegare 16 giorni in più. 16 giorni in più è un'enormità da un punto di vista della logistica e anche dell'organizzazione delle compagnie di navigazione, perché significa mettere anziché un'unità in una rotta, 2 unità, con un aggravio di costi molto importante, sensibile. Pensiamo che le assicurazioni hanno aumentato di 50 volte, pensiamo che tutti i porti di trashipment, specialmente quello di Algeciras e di Tangeri, sono molto sotto pressione, stanno facendo un lavoro egregio. Chiaramente pensiamo sempre che dal canale di Suez fino all'anno scorso passavano 20.000 navi. Oggi chiaramente quasi nessuna compagnia si prende il rischio di passare, anche perché è impensabile andare a scortare 20.000 navi l'anno. Quindi diciamo che la situazione è veramente, comincia a essere problematica, che è un po' figlia della delocalizzazione che c'è stato negli ultimi, diciamo, nell'ultimo cinquantennio, per cui tutta la questione del dumping sociale, la delocalizzazione nei paesi del BRIC, diciamo che oggi purtroppo questi sono problemi che tutte le industrie italiane, ma tutte le industrie, diciamo, europee stanno subendo. Aggiungiamo pure che la Comunità Europea ha introdotto una nuova normativa che è l'Emission Non Trading System. Nella buona sostanza tutti i porti italiani avranno, i porti europei avranno un aggravio che gli altri porti diciamo internazionali non avranno. Certo, tutto questo non aiuta l'economia poi in qualche modo del consumatore finale. I problemi vostri chiaramente nel trasporto della merce, ma prima di tornare a quelle che possono essere le conseguenze, quali possono essere le soluzioni, cosa si può fare, se si stanno cercando delle alternative, a queste domande proveremo a rispondere. Sì, perché non è facile. Non è facile. Io mi rivolgo a lei perché chiaramente amministratore delegato ha una grande responsabilità, perché non solo i mezzi, ma ci sono tante persone, uomini, lavoratori che attraversano questo tratto di mare, ci sono tanti rischi. Voi vi sentite sicuri? Noi non ci sentiamo per nulla sicuri e per quanto è possibile le navi non passano più da lì.
quasi nessuno ormai prende questo rischio, perché ripeto, come funziona? Sostanzialmente vengono scortate 3 navi alla volta a distanza di 1 miglio l'una dall'altra, e questi convogli prima o poi, per la legge dei grandi numeri, qualcuno viene preso. Quindi da parte nostra, pur subendo ripeto, degli aggravi molto importanti che poi inevitabilmente vengono diciamo traslati sul consumatore, perché il costo di un container avrà subito 6-7 volte il costo, diciamo, prima guerra di Suez. È stato un lapsus fino a un certo punto, perché diciamo che se noi ripensiamo al 1973, alla guerra del Kippur tra Israele e Egitto, cioè pensiamo sostanzialmente ad una crisi che non dico che ci si poteva aspettare, però ritorna ciclicamente in Europa, e questo è anche un po', come dice Luigi Merlo nel suo libro, il fatto che noi siamo un po' dipendenti dal canale di Suez, perché il canale di Panama, per esempio, è un canale che in questo momento è in crisi di siccità, crisi delle acque, quindi la situazione, diciamo, politica e geopolitica mondiale non aiuta in questo momento le industrie europee e quantomeno il trading che c'è da est a ovest. Allora, cerchiamo di andare con ordine. Intanto, quali sono le soluzioni alternative che state attuando voi e poi cerchiamo di capire i riflessi su quella che può essere l'economia siciliana in particolare. Allora, le soluzioni che abbiamo attivato, ma non solo noi, un po' tutte le compagnie. Vede, lo shipping è fatto sostanzialmente, paradossalmente, da pochi players. Non ci sono 500 compagnie di navigazioni che fanno intermodalismo, per cui stiamo parlando principalmente di intermodalismo, che è quello che oggi muove l'economia. Le compagnie saranno una quindicina, ventina, quindi ci si parla, ci si mette d'accordo, e sostanzialmente l'unica soluzione possibile è quella di diciamo, implementare e rafforzare il servizio, e questo significa il raddoppio, cioè utilizzare più unità alvari. Lei sa benissimo che oggi stiamo parlando di gigantismo navale, per cui ogni nave non è più dalle 6-7 mila TEU, vede questa dell'Evergreen sarà una nave da almeno 18-20 mila TEU, per cui parliamo chiaramente di giganti del mare sostanzialmente, per cui l'unica soluzione, non ce ne sono altre, è quella di fare un reshuffling della flotta e di chiaramente cercare di mantenere i servizi. Tenga presente che questo non è un momento, da un lato sfortunatamente, dal lato per fortuna, di grandi scambi commerciali. Nel momento in cui il picco dello scambio commerciale, diciamo, aumenterà, saranno dei problemi. Ripeto, tutti i porti di transshipment saranno assolutamente messi sotto pressione. Diciamo che queste condizioni sono determinate da quelle che sono le condizioni in questo momento di guerra che si verificano e in Ucraina e nella striscia di Gaza. Si aggiunge poi questo che sta accadendo in questo momento sul canale nel Mar Rosso, quindi alla fine, diciamo, prima è il consumatore finale che paga, ma paga anche quella che è l'economia poi dello Stato, nello specifico anche quello della Sicilia, della nostra regione. Tra le altre cose parliamo in un periodo, e questo mi fa piacere, diciamo, parlarne, che finalmente, dico finalmente, da operatore portuale logistico si stanno trasferendo i traffici commerciali e i traffici industriali dal porto di Catania al porto di Augusta. Tant'è vero che il porto di Catania, che la sua antica vocazione è quella più croceristica di piccolo cabotaggio, mentre Augusta, che ha circa 1 milione di metri quadrati, potrà veramente dare un impulso, un impatto importante all'economia del sud-est della Sicilia, perché parliamo di un porto con la P maiuscola, un porto che poteva intercettare in passato i traffici della Via della Seta, poteva intercettare in passato diciamo, tutta una serie di situazioni che avrebbero potuto agevolare moltissimo la Sicilia. Siamo in ritardo, ma lo faremo.
in questo momento, con la crisi, sicuramente non è solo un po' la Sicilia, è un po' tutta l'Europa che ne paga le conseguenze. E come dicevo prima, questo è figlio della delocalizzazione, quindi se pensiamo anche al costo delle materie prime, il costo delle materie prime in Cina, l'acciaio per esempio, appartiene allo Stato e quindi ha dei prezzi calmierati, in Europa no. Quindi è oggi impensabile poter, diciamo, ritornare alla old economy, nel senso con delle fabbriche, dei siti in Europa, o quantomeno sicuramente nel breve periodo. Voglio dire, a Taranto una questione che va avanti ormai da decenni, con l'Ilva, questa azienda che non riesce più a decollare perché non ci sono degli investitori, perché praticamente la materia prima forse prenderla dall'estero conviene. Ma vedremo dove andiamo, perché ci sono delle grandi trasformazioni in atto, nonostante l'economia sia globalizzata, sia sempre più, si faccia riferimento a questi contatti continui, scambi commerciali che arrivano da una parte all'altra del mondo in tempo reale e quasi istantaneo. Che cosa ci possiamo aspettare nel breve periodo? Solo nel breve periodo? Guardi, perché nel breve periodo ci possiamo aspettare sicuramente una maggiore organizzazione dei porti, perché è tutta una questione sostanzialmente di organizzazione di logistica, perché logistica viene dal greco che significa logein, per cui ragione, razionalità, quindi quello che noi operatori logistici dobbiamo trovare delle soluzioni che sono tutte legate al tempo fondamentalmente, al tempo e chiaramente ai costi, però oggi in gergo, diciamo tecnicamente si parla di transit time, dobbiamo cercare di ridurre il più possibile i transit time, però oggi queste navi che sono, ripeto, navi importanti, quella è una nostra nave che è di 18.000 TEU, più di 18 nodi non possono fare, 17 nodi, cioè non possiamo accelerare. Allora, probabilmente come traffico interno bisogna riproporre nuovamente le autostrade del mare, specialmente per quanto riguarda l'Italia, facendo un discorso un attimino un po' più interno. Però, ribadisco, io credo che l'unica soluzione sia una situazione di pax geopolitica, perché non è facile, non è una situazione facile. Grazie intanto al dottore William Munzone, che è l'amministratore delegato di MSC Sicilia. Vedremo, magari ci aggiorniamo più avanti, proveremo a capire se qualcosa, sperando che chiaramente le armi si mettono a tacere, che si possa trovare un po' di serenità e di pace, l'economia e quindi il trasporto anche delle merci attraverso le navi possa prendere respiro e di conseguenza dare anche respiro ai consumatori. Grazie al dottore Munzone. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa e poi ancora una volta ci ritroveremo in studio, stavolta per parlare dei disturbi alimentari. Fra pochissimo, restate con noi. Bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso ci occupiamo della giornata nazionale del fiocchetto lilla. È la giornata dunque dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, come state per l'appunto vedendo, e ne parliamo con un'esperta, ne parliamo con Rosalba Contentezza, che è una psicologa. Con lei cercheremo, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. Adesso con lei cercheremo di capire qualcosa in più di questi disturbi che comunque interessano tante persone in Italia. In Italia sono circa 3 milioni, l'8, il 10% delle ragazze, lo 0,5, l'1% dei ragazzi. Questi sono i dati relativi proprio a quella che è una vera e propria, possiamo definirla malattia? Certo, è una patologia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita un'epidemia silenziosa, proprio perché è molto diffusa, poco riconosciuta e sempre in crescita purtroppo. A proposito del riconoscimento, si discute tanto nel nostro Paese di quelli che sono i finanziamenti messi a disposizione per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare. Quest'anno ci sono 10 milioni di euro per l'anno 2024, però sono considerati poca cosa per affrontare poi quella che è un'emergenza. A questo punto possiamo parlare di emergenza.
Sì, in realtà dico, è una bella cifra, vista così sembra davvero tanta roba, però consideriamo che c'è tantissimo lavoro da fare ed è un'emergenza importante, proprio perché questo tipo di patologie investono in maniera deflagrante la vita delle persone che ne sono affette e anche dei loro familiari. Ed è davvero difficile prendersene cura, anche perché teniamo presente una cosa, che generalmente quando comincia il disturbo a manifestarsi, non sempre e non è così facile riconoscerlo. Quando diventa riconoscibile e quindi diagnosticabile, siamo già in una zona molto, molto critica e già ci sono delle complicanze, quindi il tipo di intervento che viene richiesto è multidisciplinare, multidimensionale, quindi chiaramente le spese per un intervento del genere sono importanti. Se vogliamo davvero operare delle azioni di contrasto per questo tipo di disturbi, dovremmo immaginare un'operazione a tenaglia, cioè da un lato predisporre tutti i servizi che servono di primo, secondo e terzo livello su tutto il territorio nazionale, evitando anche la disperazione della migrazione sanitaria, che purtroppo nella nostra regione è veramente una piaga. E nello stesso tempo predisporre dei fondi importanti per quello che riguarda la prevenzione di questo tipo di disturbi. Dottoressa, andiamo con ordine. Intanto lei diceva che molto spesso non si riesce a capire o comunque noi non ci rendiamo conto se una persona a noi cara incomincia a mostrare questi sintomi. Ci sono dei campanelli d'allarme, partiamo da qui. Sì, ci sono dei campanelli d'allarme sicuramente. Il problema appunto nasce sempre dai poterli e saperli riconoscere, quindi c'è un problema importante di informazione e di formazione, non soltanto rispetto alle figure sanitarie, ma anche per esempio per tutto quello che riguarda la popolazione in generale o le istituzioni in generale che ospitano i nostri ragazzi, che sono per esempio le scuole. Quindi imparare a riconoscere questi campanelli d'allarme potrebbe fare la differenza sostanziale fra lo sviluppo di una patologia e un intervento per tempo. Ci fa un esempio, magari un campanello quale potrebbe essere, così magari chi ci ascolta, i genitori, parenti. Ma il campanello d'allarme, per esempio, potrebbe essere un perfezionismo rispetto alle performance scolastiche, per intenderci, oppure una maggiore attenzione all'aspetto fisico, che vuol dire non soltanto in positivo ma anche in negativo, quindi una parte estremamente critica rispetto alla propria immagine. Quello che abbiamo cercato di fare col gruppo di lavoro che ho avuto la fortuna di coordinare in seno all'ordine di psicologi è quello proprio di raccogliere dati per cercare di avere contezza di questo fenomeno proprio in maniera concreta sul nostro territorio, perché purtroppo deve sapere che un altro di questi problemi che riguardano i disturbi alimentari sono proprio i numeri, le statistiche. Nel senso che il nostro gruppo di lavoro, in questa sinergia con altre enti, istituzioni di ricerca e di cura, è riuscito ad andare sul territorio a ricavare numeri su un piano di realtà, mentre tutti i numeri delle statistiche che lei appunto citava sono numeri di, come dire, deduzione. Mi spiego meglio. I numeri che vengono utilizzati per fare gli studi e le ricerche vengono presi da tutti quegli enti della salute in tutto il mondo che hanno dei codici di registrazione, quindi generalmente il pubblico o il privato convenzionato. Faccio presente però che all'attenzione di queste strutture arrivano casi conclamati o critici o comunque diagnosticati correttamente. Quindi sfuggono all'attenzione dello studio statistico e del clinico tutti quei casi che per esempio si rivolgono a un privato o che vengono all'attenzione clinica, quindi ricoverati o seguiti in ambulatori, eccetera, eccetera,
per altre patologie che derivano dalla patologia principale, che è il disturbo alimentare, quindi che ne so, problemi cardiocircolatori, per intenderci, oppure sindromi metaboliche, dove la prima diagnosi non è disturbo alimentare, ma è quello che ne consegue. E quindi c'è tutta una parte molto, molto importante che sfugge alle statistiche. Dottoressa, Quindi, siccome il nostro tempo non è tantissimo, dobbiamo cercare di certo. essere, diciamo, quanto più concreti. Noi diciamo che gli esperti, voi gli esperti, insomma gli esperti che studiano, diciamo, questa patologia, classificano tra i disturbi alimentari l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo d'alimentazione incontrollata, il binge eating, leggo, spero di non avere detto male. Questa disfunzione, questa relazione disfunzionale con il cibo nasce da una particolare condizione psicologica, da un disagio, magari... Sì. Allora, faccio una piccola precisazione. I disturbi alimentari che finalmente hanno una propria dignità nel manuale statistico e diagnostico dei clinici dal 2015, appunto perché prima rientravano nella più grande categoria delle dipendenze patologiche, sono almeno 7. Per fortuna sono sempre studi in divenire, quindi abbiamo un'attenzione proprio sul piano di realtà che ci aiuta anche a comprendere come vanno mutando. Hanno una caratteristica, hanno la loro origine è multidimensionale, vale a dire che ci devono essere dei fattori predisponenti, dei fattori scatenanti e dei fattori di mantenimento. Questo cosa vuol dire? Che il disturbo alimentare, in modo particolare fra tutti gli altri disturbi, è quello che, a mio avviso, attenzione, è un'opinione personale questa come clinico, è quello che più di tutti mette in evidenza quanto fra mente e corpo non ci sia una separazione, ma sia un tutt'uno, e quanto l'aspetto psichico, l'equilibrio psicologico sia fondamentale per il benessere e la salute, perché nel momento in cui c'è un disagio di un qualche tipo, che può essere anche un lieve disturbo ansioso o possono essere eventi traumatici che non trovano in qualche modo risposta o aiuto a essere elaborati, a essere superati, in qualche modo è molto probabile che la persona che ne soffre cerchi delle soluzioni in maniera istintiva e automatica per autosalvarsi, diciamo così. E i disturbi alimentari in qualche modo rientrano in questa ciambella di salvataggio. Sembra paradossale, ma è così, nel senso che è una forma paradossale di autoequilibrio, di autoguarigione. Un minuto, dottoressa, prima di chiudere. L'introduzione di sportelli diciamo di ascolto multidisciplinari e l'assistenza diciamo psicologica sono strumenti utili per intanto la prevenzione, in qualche modo si arriva prima, Certo. no, ad osservare questi fenomeni, e quanto possono, diciamo, sostenere e supportare poi chi in ogni caso, ahimè, alla fine dovesse accusare questa patologia. Sì, sportelli d'ascolto, formazione e informazione, formazione professionale sicuramente, e ambulatori multidisciplinari sono fondamentali, più tutti i livelli di cura che vanno dall'ambulatorio al ricovero, al centro residenziale, alla comunità. Sono tutte strutture fondamentali per poter trattare questi disturbi, poter intervenire per tempo, perché abbiamo anche delle statistiche preoccupanti sulla cronicizzazione. E peraltro c'è un impatto economico, e su questo vorrei spendere qualche parola in più, che non è indifferente, nel senso che molto spesso siamo costretti a curare i nostri pazienti fuori regione. La retta fuori regione costa 3 volte tanto, ma di fatto per i vari accordi regionali, quando arrivano pazienti da fuori regione nelle altre regioni, il protocollo di cura prevede che dopo 30 giorni venga dettata del 40% il rimborso della spesa sanitaria. Questo crea un problema evidentissimo nella distribuzione delle risorse.
Quindi i disturbi alimentari hanno un impatto economico nella spesa sanitaria sia in maniera diretta che in maniera indiretta, perché chi si ammala è in età lavorativa e investendo le famiglie chiaramente cambia completamente l'assetto economico. Ci sono persone che sono costrette a prendere aspettativa, che producono meno, che si devono licenziare, che vengono licenziate per seguire un proprio familiare. Quindi c'è un aspetto economico di ricaduta che non è indifferente ed è un aspetto che merita di essere considerato se vogliamo immaginare un investimento di risorse cum grano salis, cioè in maniera ragionata. Grazie dottoressa, ci fermiamo qui, grazie per il suo intervento prezioso, abbiamo conosciuto aspetti che probabilmente anche non erano proprio evidenti per quanto riguarda i disturbi alimentari. Oggi è la giornata Fiocchetto Lilla, vedete qui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, una epidemia silenziosa, abbiamo cercato di fare il punto. Grazie ancora una volta, una buona giornata, un buon lavoro a lei. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, una buona giornata. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra breve pausa, un'altra sosta e dopo ci ritroviamo per parlare di intelligenza artificiale, parleremo di TikTok e parleremo anche dei rischi, insomma in ogni caso che arrivano comunque dalla rete. Tutto questo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, ritroviamo in studio l'avvocato Elio Guarnaccia. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato, allora stamattina parliamo di intelligenza artificiale e comunque della legge, della norma che è stata varata dall'Unione Europea proprio per cercare di regolamentare questa nuova frontiera, perché è una nuova frontiera sconosciuta per molti versi, che incude paura e timore per altri, infinita sotto certi anche altri punti di vista. Andiamo con ordine. Intanto l'Unione Europea è stata, diciamo, la prima istituzione a legiferare sull'intelligenza artificiale ponendo dei paletti che le chiedo subito. Potranno essere poi rispettati nel concreto, saranno rispettati, perché questo mondo è un mondo sconosciuto e quindi non conosciamo esattamente i confini. Questa è una domanda difficilissima a cui rispondere. Diciamo subito che i paletti nascono proprio da un'esigenza di protezione e questa esigenza avviene in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta galoppando, non è più il futuro, è il presente, è come se il presente ce ne accorgiamo anche noi con i sistemi di intelligenza artificiale mainstream. Abbiamo visto ChatGPT che ha già messo sul mercato Sora, che è un modulo che addirittura genera dei video sulla base di poche righe di testo, di prompt, di input. Quindi ci auguriamo che questo avvenga. È chiaro che parliamo comunque di un processo lunghissimo, perché l'Unione Europea ha iniziato a ragionare su questo AI Act nel 2021, si è raggiunto il trilogo, il famoso accordo politico pochi mesi fa. La notizia è che appunto l'altro ieri si è votato e si è trovato finalmente la quadratura del cerchio. C'è la norma che è definitiva, abbiamo anche un testo che possiamo studiare. In questo testo, che adesso cercheremo di scoprire, bello tosto. Ma a parte quelle che sono, diciamo, quello che si può fare, quello che non si può fare, ci sono degli aspetti etici, perché do un fortunato di noto che conosce benissimo quali sono i rischi della rete per determinati aspetti, anzi insomma conosce bene la rete nel suo complesso, parla di un regolamento etico da adottare, cioè alla base credo della norma ci debbano essere poi dei postulati etici. Sì. Allora, la questione dell'etica nell'intelligenza artificiale è una questione enorme, fondamentale, peraltro anche a livello nazionale in Italia c'è il Comitato per l'intelligenza artificiale in cui c'è chi si occupa proprio di questo specifico tema. Devo dire che nel regolamento, nell'AI Act, non si parla specificamente di etica in modo diretto, però
il regolamento stabilisce una serie di oneri per gli sviluppatori e per i produttori dei sistemi di intelligenza artificiale che devono fare delle sorte di valutazioni a monte, una sorta di analisi che possiamo definire tutela by design, cioè sin dall'inizio, nel momento in cui si produce o si sviluppa il software, bisogna adeguarlo e certamente l'etica è uno dei profili a cui bisogna aspirare, però non si fa riferimento, cioè non ci sono degli adempimenti, come dire, per parlare in modo semplice, di obblighi con riferimento appunto alla garanzia dell'etica in questi sistemi. Ci sono degli obblighi che però riguardano alcuni aspetti, come ad esempio se io sto pubblicando un video oppure una foto che non risponde alla realtà, devo avvertire. Allora, questo è il lato user. In realtà il regolamento sull'utilizzatore non dice molto. Il regolamento è scritto proprio per proteggere l'utilizzatore, quindi il regolamento stabilisce una serie di obblighi ai produttori e agli sviluppatori. Peraltro, attenzione, esattamente come il regolamento sulla privacy, sebbene sia un regolamento europeo, non si applica solo ai produttori e agli sviluppatori europei, ma si applica a tutti, quindi a tutti coloro, anche americani e cinesi, e non lo dico per caso, che producono e sviluppano sistemi di intelligenza artificiale che poi raccolgono dati e vengono utilizzati in Europa. Questo è il dato fondamentale. Io è: ma quanto gli sviluppatori e i produttori poi effettivamente applicano realmente nella pratica queste norme? E questa è proprio la sfida dell'Unione Europea, è una sfida che l'Unione Europea prova anche a porre in essere in modo soft, perché teniamo presente che oggi il regolamento ancora non è in vigore, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, che ancora non c'è, avverrà tra qualche settimana, ma poi c'è un sistema di termini di entrata in vigore non esattamente immediato. Teniamo presente che il regolamento è strutturato sul rischio, sul rischio che questi sistemi danno. E allora il primo termine e quindi i primi obblighi scattano dopo 6 mesi dall'entrata in vigore e poi ci sono dei termini successivi, quindi diciamo che il tentativo è quello di abituare in modo progressivo gli sviluppatori, soprattutto quelli che producono sistemi che sono già in uso, che sono già utilizzati e che dunque dovranno adeguarsi. Questo è... Leggo che sì, in questo provvedimento dell'Unione Europea c'è un limite all'uso dei sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze dell'ordine e introduce norme di contrasto alla manipolazione e allo sfruttamento delle fragilità degli utenti. Insomma, in qualche modo anche qui c'entra etica, morale, aspetti che riguardano anche la privacy anche di tutti noi, cioè un rispetto del consumatore finale, dell'utente finale, di chi andrà magari con il telefonino a fare delle operazioni oppure con un PC a casa oppure al lavoro. Esattamente, il meccanismo del regolamento si basa sul divieto di alcune applicazioni di intelligenza artificiale, sulla base del rischio che questi sistemi possano produrre, rischio in termini di probabilità di danno e gravità del danno procurato, ed effettivamente ci sono dei sistemi che vengono classificati ad alto rischio di cui addirittura è vietata la distribuzione, quindi si parla di divieto, che è un concetto particolare nelle nuove tecnologie e poi lo rivedremo anche parlando di TikTok, cioè si parla di divieto, ci sono alcuni sistemi che non possono essere utilizzati e sono proprio quelli di cui abbiamo parlato, a cui si aggiunge anche si aggiungono i sistemi di social scoring. Si ricorda il film Minority Report, Polizia Predittiva? Certo. Bene, anche quello non è più fantascienza, in realtà chiaramente non con i precog, ma con altri sistemi, ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che profilando i dati del cittadino possono dire, e ovviamente incrociandoli con le norme penali, possono dire qual è la probabilità che quella persona possa commettere un reato e che tipo di reato. Ecco, questo tipo di sistemi sono vietati, così come appunto dicevamo quei sistemi che si basano sul rilevamento e la profilazione del dato biometrico. Quindi ci rendiamo conto che già l'Europa si mette in una posizione difensiva, cioè dice attenzione, sappiamo che esistono questi sistemi sistemi non possono essere utilizzati. E speriamo che vengano poi rispettate, perché poi vedremo cosa accadrà. Esattamente. Non possiamo non parlare di TikTok, no. Si parla stamattina anche su tutti i quotidiani di TikTok, se ne è parlato già ieri, in Italia ci sono multe in arrivo per TikTok, perché in Italia in particolare
minerebbe questo social la sicurezza dei soggetti minori, ma soprattutto di quelli che sono più vulnerabili. Questo per il nostro Paese, per questo l'Antitrust ha provveduto a sanzionare con 10 milioni di euro 10 milioni, sì. Diciamo, Sì. TikTok. Sì, diciamo che questo non è un buon momento per TikTok, c'è un attacco a TikTok da tutti i fronti e su tutti i livelli. Sì, l'Antitrust ha deciso, questa è un'indagine che è partita esattamente il 14 marzo 2023, un'indagine partita sulla base della famosa challenge della cicatrice francese, no? Quella pratica, sappiamo che purtroppo su TikTok ci sono queste challenge, soprattutto tra i minori, no? Che vengono lanciate, questa cosa della cicatrice francese ha portato l'Agcom a analizzare questo sistema e a capire che cosa stava succedendo. Abbiamo anche un quotidiano, uno dei tanti che stamattina parla di TikTok, lo possiamo far vedere, questo è il Corriere della Sera, multa da 10 milioni a TikTok, il video della cicatrice francese e la condanna dell'Antitrust, la società prepara il ricorso. Questo in Italia, ma effettivamente c'è questo rischio per la sicurezza dei minori nell'utilizzo, per quello che si può, insomma, certamente non possiamo essere certi scientificamente, però indubbiamente tutto quello che arriva sui nostri apparati mobili in qualche modo ci coinvolge, no? E ci trascina, ci porta a fare determinate cose piuttosto che altro. E proprio questo è il punto, in qualche modo ci coinvolge. Per la prima volta l'Antitrust, nel valutare il comportamento e i meccanismi di funzionamento del social, dice proprio questo, cioè il social porta a una dipendenza. Gli strumenti, ad esempio, proprio nel provvedimento c'è scritto i pulsanti per te e seguimi, che sono dei pulsanti ovviamente che nascono dalla profilazione algoritmica che l'uso del singolo minore fa, portano coinvolgono, cioè portano l'utente a trovare dei contenuti simili a quelli che ha già visto e quindi ingenerano dipendenza. Questa è la prima volta che un provvedimento si basa su questo, cioè che proprio condanna questo tipo di comportamento. Quindi evidentemente il rischio c'è, è un rischio che è chiaro che la limitazione del social ha una cartina di tornasole, perché questo significa limitare in qualche modo la libertà negoziale, anche la concorrenza, perché se io limito TikTok in questo sto favorendo in qualche modo le altre piattaforme e questo è un tema che ritroviamo negli Stati Uniti. E a questo volevo arrivare proprio perché gli Stati Uniti addirittura vorrebbero che TikTok in qualche modo passasse di mano, venisse acquisito da una società americana, o l'alternativa è la chiusura di fatto di TikTok per gli Stati Uniti. Sì, la Camera statunitense ha votato con una larghissima maggioranza, 352 voti favorevoli, 65 contrari, per bandire TikTok qualora entro 6 mesi la società proprietaria non la ceda. E questo è legato anche all'intelligenza artificiale. Da cosa nasce questa preoccupazione? Tra l'altro la legge si chiamerà Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act, cioè vuol dire le chiedo, prima di andare avanti, sì, proteggiamo, diciamo. Esatto, proteggiamo il nostro paese, gli americani, dalle applicazioni straniere. Non si poteva, così come sta facendo adesso l'Unione Europea, visto che già c'erano degli esempi di social network o comunque mettere dei paletti prima. Ormai TikTok è diffuso in tutto il mondo, quindi così come ci stiamo preparando all'intelligenza artificiale e cerchiamo di porre dei paletti, non si poteva fare prima? Adesso è un po' tardi probabilmente, anche perché in America l'utilizzo di TikTok è diffusissimo, il più grande TikToker è statunitense, quello che ha più follower, più like, eccetera, eccetera. Siamo un po' in ritardo forse? Siamo certamente in ritardo, ma bisogna anche ragionare sulle ragioni che hanno portato il Parlamento americano a questo, che sono legate all'intelligenza artificiale. Cioè il timore è che appunto applicazioni straniere, ma in particolare cinese, possano essere in possesso di un'enorme quantità di dati dei cittadini americani e possano utilizzarli con i loro sistemi di intelligenza artificiale, che sono sistemi peraltro utilizzati nel campo militare. Questo non è di poco conto, anche perché l'intelligenza artificiale, torniamo un attimo all'intelligenza artificiale, nel campo militare è uno dei sistemi più diffusi e più
evoluti, ed è uno dei limiti della AI Act. La AI Act dice che tutti gli obblighi e divieti non si applicano ai sistemi di intelligenza artificiale per usi militari. Quindi ovviamente gli Stati Uniti, che si sono resi conto che TikTok non ha un sistema di protezione adeguato, sono intervenuti velocemente. 4 giorni, hanno approvato questa legge alla Camera in 4 giorni. Velocissimi. Sì, infatti ci sono ovviamente contrasti a tutti i livelli, cioè c'è Trump che contrasta, ma probabilmente Trump contrasta perché non vuole favorire Meta, ma ci sono anche esponenti della sinistra democratica che si oppongono dicendo che comunque vengono... Il dibattito è molto ampio. Il dibattito è enorme. Comunque TikTok sappiamo già che i dipendenti pubblici statunitensi non lo possono utilizzare, è bandito, è bannato per loro, perché i dipendenti pubblici nei loro apparati, nei loro device hanno notizie sensibili, e quindi attenzione, perché sappiamo che attraverso gli apparati dei familiari di questi dipendenti, immagino che sia allargato anche a questa cerchia di utenti, si possono rilevare informazioni da un apparato che non è collegato a TikTok attraverso la rete wifi di casa. Quindi diciamo che quando gli apparati sono connessi non ci sono limiti da questo punto di vista. Vabbè, è una discussione lunghissima. Infatti l'esempio delle piattaforme bandite proprio perfetto è proprio quello della Cina. Cioè in Cina non è possibile utilizzare app straniere, guarda caso, però la Cina in modo pieno. Cina che dice che si tratta di bullismo commerciale agli Stati Uniti, quando invece le applicazioni dei device statunitensi Apple su tutti non possono essere utilizzate liberamente negli Stati Uniti. È una discussione che ci porterà... Ma tra l'altro a New York la città di New York ha fatto causa a TikTok, ma anche a altri social, proprio perché minaccia la salute mentale. Quindi come vedete oggi nasce il concetto per cui è possibile anche bandire. Di fronte alla tecnologia ancora non ci eravamo arrivati, la tecnologia è uno strumento di crescita, ma oggi si può anche vietare, bandire, impedirne l'utilizzo. Insomma, l'uomo cerca di proteggersi da tutto quello che è artificiale. Ecco, grazie all'avvocato Guarnaccia stamattina per essere stato con noi, è un argomento interessantissimo che non ha confini davvero. Torneremo a parlare e a occuparci di questo, adesso vediamo il nostro almanacco, torniamo subito dopo con i consigli del nostro astrologo, con Marco Amato. Oggi 15 marzo è una giornata importante per tutti noi che compriamo beni e servizi. Si tratta della giornata mondiale dei diritti dei consumatori, che ci ricorda che abbiamo dei diritti e delle esigenze che devono essere rispettati e protetti. Questa giornata nasce da un'idea del presidente John F. Kennedy, che il 15 marzo 1962 fu il primo leader mondiale a parlare dei diritti dei consumatori al Congresso degli Stati Uniti. Vi siete mai chiesti chi è stato il primo essere umano a parlare? Secondo gli scienziati, il primo a pronunciare una parola potrebbe essere stato l'Homo habilis, un nostro antenato che viveva circa 2 milioni di anni fa. Aveva probabilmente la laringe posizionata in basso, come noi, e questo gli permetteva di articolare i suoni. Il suo linguaggio non era complesso come il nostro, ma forse riusciva a dire parole di 1 o di 2 sillabe. Il linguaggio si è poi evoluto con uno stile di vita. Più gli uomini facevano cose elaborate e più avevano bisogno di comunicare tra loro. Oggi parliamo di un modo di dire molto curioso. È successo un ambradan. Lo sapete che vuol dire? Beh, si usa per descrivere una situazione molto caotica, confusa, in cui c'è stato un pasticcio. Ambradan deriva da Amba Aradam, il nome di un monte in Etiopia, dove nel 1936 si combatté una battaglia tra l'esercito italiano e quello etiope. Fu una battaglia molto complicata, con molti cambi di schieramento, di strategia, che alla fine vide la vittoria dell'Italia guidata dal generale Badoglio. Da allora Ambaradan è diventato sinonimo di confusione e disordine. Allora, adesso le stelle, abbiamo sentito che c'è confusione, Ambaradan, nelle stelle credo non ce ne siano di questi problemi, e vedo già Marco Amato con la sua tazzina di colore arancione, vedo bene, sì, enjoy the little things. Oh. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Allora, siamo nel fine settimana, i consigli per chi ci segue da casa, cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Oggi, come dicevi tu, a proposito di caos che abbiamo affrontato un po' negli altri giorni con i movimenti nettuniani e lunari,
Oggi invece la Luna arriva in Gemelli, quindi si intellettualizza un po' tutto, le forme di pensiero diventano più complesse e i segni zodiacali hanno bisogno di fare più punto della situazione proprio per parare il caos imperante. Chiaramente se la Luna è in Gemelli, anche se oggi litiga con Venere, quindi i venusiani, Toro e Bilancia, non sono propriamente troppo d'accordo un po' affettivamente su tutto, ce l'hanno storta insomma oggi, mentre invece i segni d'aria sono dominanti. Gemelli, Bilancia e Acquario hanno questa forma mentale, l'aria è l'elemento della mente e del pensiero che tutto abbraccia. Nel caso dei Gemelli si avrà una rivalutazione di tutta una serie di rapporti affettivi. Quando c'è la Luna nel segno zodiacale si tende un po' a pensare al passato, ma la Luna è anche il pianeta che ci permette di percepire come gli altri ci percepiscono. Quindi per cui i Gemelli oggi avranno bisogno di avere conferma del proprio essere, dimostrando intelligenza, facendo domande e capacità di interazione. I Bilancia non trovano appunto un riscontro affettivo, i Bilancia si possono dannare un pochettino l'anima proprio perché oggi non si sentono corrisposti affettivamente come veramente vorrebbero. Gli Acquario, originalissimi sempre, la Luna oggi in Gemelli gli dà modo e spunto di fare di tutto e di più, soprattutto di interloquire a più piani, con più livelli, e per i Acquario sarà un weekend pieno di interazioni variegate in termini di lavoro, affettive, professionali, creative. Cosa fanno gli altri segni? Bene, se la valenza aria è positiva e carica, quella fuoco se ne nutre, quindi ottima giornata per il Leone che dopo una settimana un po' complessa oggi trova assolutamente una voglia di vivere e relazionarsi anche in senso amicale molto profonda, mentre invece i Sagittario tenderebbero ad avere la Luna in opposizione, per cui è un modo di vedersi un pochino più complicato. Per gli Ariete è una luna di terza, voglia di esprimere le proprie emozioni. Cosa succede a Terra? Toro, Vergine e Capricorno, scusate. Il Toro ha una valenza di seconda casa per la Luna, quindi prospettive oggettive. La Vergine invece si sente un po' oberata e schiacciata, un po' come anche i Pesci, che è una polarità che oggi, data la quadratura reciproca della Luna, i Pesci affrontano tutto. I Vergini oggi vorrebbero scappare perché si sentono un pochettino troppo oberati dagli impegni e da tutto quello che comporta le responsabilità lavorative, professionali e amicali che si sono un po' sobbarcate in questo periodo. Capricorno sempre ottimo, anche se la Luna oggi non vi parla, per cui oggi un po' meno emozione, più lucidità assolutamente. Gli Acqua per ultimi, i Cancro, gli Scorpioni e i Pesci. I Cancro hanno una Luna di 12ª, quindi una profondità legata a come vogliono rintracciare dentro se stessi un quid affettivo, forse valutando anche qualche insicurezza che ha bisogno di una carezza e di una assicurazione da parte di qualcuno. Scorpione gode per adesso di tutta la valenza che c'è in Pesci, per cui per adesso è pieno di trigoni, ma qualcosa ancora non lo soddisfa, cercherà altrove delle possibilità che lo renderanno più capace. Pesci, oggi Venere, che ospitate, quadra con la Luna, per cui oggi siete un po' più coraggiosi, un po' più smaccatamente solitari e capaci di prendere delle responsabilità per voi e per tutti in maniera più ampia. Fa onore ai Pesci il fatto che Saturno e Nettuno non solo non lo oberano, ma anzi ne fanno una forza per attraccare a degli obiettivi realizzativi nuovi. E detto questo, con la mia tazzina che vuole ricordarvi che la serenità e la bellezza sta nelle piccole cose, vi auguro uno splendido weekend. Ciao Angelo. Grazie al nostro Marco Amato, e adesso vediamo cosa ci riserva il fine settimana. Buon weekend a tutti! Anche oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Vi raccomando di prendere nota per non farvi sfuggire nulla.
Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la festa del mandorlo in fiore, giunto alla 76esima edizione, in programma ad Agrigento dal 9 al 17 marzo. Oggi alle 17 la fiaccolata dell'amicizia. In serata alle 20:30 al Palacongressi il primo spettacolo del 66esimo Festival Internazionale del Folklore. Domenica 17 la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata dei gruppi internazionali da Piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria. Previste le esibizioni di bande musicali, i carretti siciliani e i cortei storici. Domenica 17, giorno di San Patrizio, si fa festa in tutti gli Irish pub della Sicilia con fiumi di birra irlandese scura. L'immancabile Guinness ci farà divertire tutti. Da oggi fino a domenica, per il cartellone della stagione di prosa Turiferro, al Teatro ABC di Catania, va in scena un nuovo adattamento scenico di uno dei successi cinematografici di Ferzan Özpetek. È Magnifica Presenza, film del 2012 che ha ottenuto 8 candidature ai David di Donatello e 9 ai Nastri d'Argento, con Serra Ilmas, Tosca d'Aquino, Federico Cesari, Tina Agrippino, Sara Bosi, Toni Fornari, Luciano Scarpa e Fabio Zannarella. Arriva al Teatro Golden di Palermo Queen Celebration in Concert, lo spettacolo dei record visto da oltre 500.000 di persone in Sud America, per far rivivere al pubblico la storia dei Queen e di Freddie Mercury, presentando momenti di tour e di spettacoli memorabili, come Queen Live allo stadio di Wembley. L'appuntamento va in scena domani, 16 marzo alle 21. Il 16 e il 17 marzo potete fare un tuffo nella moda del passato, con un evento dedicato a chi vuole fare regali alla moda e sostenibili o per chi ha scelto di optare per uno stile di vita eco-friendly. Il teatro di Piazza Scamacca sarà il salotto del Vintage Market. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri appuntamenti. Intanto godetevi questo fine settimana e buon weekend! Siamo in chiusura. Il 15 marzo del 1975 nasce William Adams, meglio conosciuto come Will I Am, rapper, produttore discografico, fondatore e produttore dei Black Eyed Peas. Oggi ascoltiamo uno dei suoi successi, il singolo This Is Love, che è stato pubblicato nel 2012 ed è stato eseguito per la prima volta in un medley durante il concerto per i festeggiamenti del giubileo di diamante della regina Elisabetta. Questo brano ha ottenuto un grandissimo successo, raggiungendo in Italia subito il disco d'oro e la vetta delle classifiche in diversi paesi. Buon ascolto, noi ci ritroviamo ovviamente lunedì prossimo, lunedì mattina.